Il 2022 potrebbe essere l'anno decisivo nella lotta al coronavirus. Certo è che ad emergenza ancora in corso la pandemia ha già lasciato solchi profondi in tutti coloro che a vario titolo l'hanno vissuta e in ognuno ricordi incancellabili. Sembra una cosa surreale a pensarci adesso, il fatto di entrare in una dimensione in cui veramente c'era tanta paura, proprio per la pericolosità del virus stesso. Io credo che quello sia il momento che non dimenticherò mai. Le facce di chi entrava in terapia intensiva e non è più uscito nei primi periodi, quello cioè, ti rimane dentro. E poi tante altre cose, la gioia di arrivare a 8.000 vaccinazioni in un giorno. Io ho avuto il virus, sono stato 15 giorni all'ospedale qui di Venezia, San Giovanni e Paolo, ho fatto 5 giorni in terapia intensiva e ho potuto riscontrare una grande organizzazione, un grande sacrificio che è stato fatto in quei giorni da tutti i sanitari. Sanitari come Barbara Micheli, coordinatrice infermieristica all'ospedale dell'Angelo di Mestre. I turni erano massacranti perché stavano anche 8 ore vestiti con queste tute, che quello che vedevate, che i segni delle mascherine, tutti gli eritemi da questo sudore, da quelle tute erano vere. Esperienze raccolte da un'iniziativa dell'ULSS 3 Serenissima, la pandemia vista con gli occhi di Francesco Toffolo e Stefania Scanavin di Martellago sono due coniugi ricoverati assieme per Covid. Ci hanno messo in stanza assieme, che questa è stata una gran cosa, perché essere vicini e vederci era di aiuto a tutti e due, e ci hanno messo il casco per 2 notti e dopo 2 giorni abbiamo cominciato a reagire positivamente alla cura, alle terapie, e dopo 10 giorni ci hanno dimesso.